da Morgan, che poi ci mette la mano, si tuffa per il recupero, lo propizia Luke May, attacca in transizione, schiacciata di Ja'Cory Williams. Rimbalzo dinamico per Gary Brown, che però non riesce a spingere, lo chiude Russell. Brown ancora si accontenta del tiro e questa volta però va bene, cross e back lentamente ma in maniera efficace Treviso. Poi Sanders attacca dal palleggio, perde la maniglia, canestro facile in transizione per Logan, esce per ricevere in punta il top scorer trevigiano, attacca dal palleggio contro Sanders, lo porta a scuola, step back di gran classe di David Logan, di Imbro, aggressiva sul numero 11, poi ci mette una mano Imbro, non c'è fallo, c'è il recupero con l'aiuto di Achele, poi la palla lunga per Killo che già dall'altra parte segna con il fallo subito, era ancora di Jeremy Morgan e la difesa di Treviso sta mettendo un'enorme difficoltà. Trento anche nel movimento di palla, Logan non ci pensa, spara da lontano sulla transizione, posizione per Sokolowski, servito invece Killo, ecco che si il triangolo, Sokolowski va bene sul fondo, si gira in virata contro Forrai, il ribaltamento di Conti per Brown, si attacca, scarica per Williams, a vantaggio contro Russell, infatti lo sfrutta bene. 8 secondi deve affrettare Gary Brown contro Killo, ha il vantaggio per attaccarlo in palleggio, lo sfrutta bene, Killo spende il fallo. Logan può ripartire contro il portoricano, doppio blocco di Mekoburu, Logan si spazia per prendere un'altra tripla, tempo Sokolowski. Corey Williams è servito, raddoppiato da Logan che però si perde Sanders sul ribaltamento, eccolo innescato, Sanders punisce sull'assist di Williams, anche con diversi interpreti per Treviso, poi Russell ci mette le mani velozissime contro il palleggio di Brown e arriva alla capolinea, seguito contro Brecni, 4-0 per Trento, 7 per Treviso. Ora Imbro a lavorare contro Morgan che riapre per May, questo è il suo tiro, lo prende in ritmo e in fiducia Luke May e poi Imbro che va a fermare il palleggio quindi dalla Pascolo, attacca Morgan, va per terra Sokolowski, gli regala una tripla comoda e Morgan lo ringrazia. Killo, poi la palla che viene recuperata da Achele, eccolo ancora servito, palla per Killo in transizione, Killo che va da Imbro, blocco di Mekoburu, Imbro va dall'altra parte e in un certo senso trae in inganno Toto Forrai, vuole il canestro in reverse per Matteo Imbro, riaperto il pallone per Brown, scarico ancora in angolo per Pascolo, tripla dalla parabola altissima, si affida ancora Logan, però deve attaccare da fermo dal palleggio contro Sanders, non è la cosa migliore per Treviso, Logan lo manda per terra e poi segna la bomba, Treviso espugna il Palatrento per 82-76.